programma in collaborazione con Unindustria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APOVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Saperi e sapori, ma anche aspettative di artigiani e commercianti, sfide ambientali, progetti di cooperazione ed espressioni artistiche declinate in libri e quadri. Le telecamere di Cronache Trevigiane anche questa settimana hanno corso in lungo e in largo la Marca Trevigiana per raccontarvi vari spaccati della quotidianità di casa nostra. Cominciamo da Paese, dove è andata in scena l'edizione 2011 di Paese tra i fiori e i sapori. Quest'anno con la speciale presenza di un formatore professionista che ci insegna a guardare con occhi diversi il nostro futuro. Esplode la primavera a Paese e come ogni anno si rinnova la tradizione della manifestazione Paese tra fiori e sapori. Prodotti tipici, il mercato di campagna amica di Coldiretti, artigianato, antichi mestieri e il mondo del volontariato. Tutto questo è Paese tra fiori e sapori. Ma sentiamo il sindaco Francesco Pietrobon. Grande attenzione sicuramente alla produzione locale, tutti quegli artigiani, tutti quei produttori che hanno una forte valenza sul territorio e che vogliamo incentivare i cittadini a far capire che comunque i prodotti a chilometro zero non è uno slogan ma è effettivamente un'opportunità per tutti. Nel corso della cerimonia la Proloco di Paese ha consegnato il premio Giovani e Proloco alla seconda G della Scuola Media Casteller, classe che si è particolarmente distinta in progetti di volontariato e solidarietà. Ai nostri microfoni la professoressa Clara Moretto. Soprattutto hanno scoperto che essere solidali vuol dire semplicemente trovare il modo per stare bene insieme. Questo mi hanno detto i ragazzi. Hanno fatto una serie di attività che stanno continuando. Mi hanno già detto continueremo il prossimo anno e soprattutto speriamo tanto che la cosa continui all'interno della nostra scuola grazie ad altre classi che ci seguiranno e possibilmente cercare di diffondere questo messaggio a tutti i giovani del territorio. Organizzato anche un importante convegno riguardante la situazione delle piccole aziende artigiane del territorio di Paese tra innovazione e tradizione. Protagonista il manager e scrittore Sebastiano Zanolli, sentiamo le sue considerazioni. Più che da correggere, secondo me c'è da sistemare, nemmeno da sistemare, da instaurare, ed è una maggiore aggressività verso il sistema della vendita interno, nel senso che vedo molta capacità anche di innovazione, di produzione e una minore capacità di marketing e una quasi completa carenza di capacità di vendita. Quindi il settore delle vendite secondo me dovrebbe essere fortificato, quando non addirittura inaugurato e iniziato in maniera seria. Vero motore di questa manifestazione di successo è da sempre la Proloco di Paese. Lasciamo allora la parola al presidente Giampaolo Badesso. Siamo stati forse i primi a metterci in campo 15 anni fa con l'affiancamento dell'enogastronomia a quello del florovivaismo e è stato un fattore vincente. Infatti sappiamo quanto peso economico questo settore, questo segmento economico abbia non soltanto nel tessuto locale ma in quello della provincia, dell'intero territorio veneto, e quindi siamo ben favorevoli a continuare e ad ampliare le collaborazioni per stare al passo coi tempi. Rimanendo in tema di sapori del tutto speciali, torna la rubrica Vinovità, che ci propone la degustazione curata dai sommelier AIS di 2 straordinari vini. Poi facciamo un tuffo nella storia andando dalla cantina produttori di Campo di Pietra, che propone una straordinaria conferenza sulle origini del vino, dai Sumeri in poi. Il vino di oggi è Asolo Prosecco Superiore di OCG, è un millesimato, un 2010. L'azienda è la Cantina Sociale Montelliana e dei Colli Asolani. Siamo a Montebelluna, un'espressività importante del nostro territorio in provincia di Treviso. Il colore è certamente tipico di questo vitigno, questo giallo paglierino con dei riflessi verdolini. Belle anche queste bollicine, sono fini, numerose, persistenti.
Proviamolo al naso. Al naso è delizioso, estrema fragranza, queste note certamente legate al mondo della frutta e al mondo dei fiori. La pera, la mela, certamente alcune note vegetali finali con muschio leggero finale e presenza di lieviti, belli ed eleganti. Proviamolo in bocca. Bello, elegante in bocca, certamente importante per un importante antipasto. Direi un brindisi tra amici assaggiando assieme delle verdure fritte. Evviva! Rosa Bruna, uno spumante metodo classico da uve raboso al 100%. È uno spumante che sosta a lungo sui lieviti ed è dell'azienda di Giorgio Cecchetto di Tezze di Piave. Una novità in tal senso per quanto riguarda una produzione, quindi per dimostrare la ecletticità di queste uve. Dal colore rosa cupo, buccia di cipolla, centrato, evidente, quindi molto elegante questo colore. Del resto è anche vero che se osservo le bollicine sono persistenti, fini, piacevoli da notare per questa lunga sosta sui lieviti. Al naso è un insieme di fragranza, è un insieme di fragranze di frutta di bosco, è un insieme di fragranze di ribes, è un insieme di fragranze di lamponi, di fragoline, nello stesso tempo anche quella sensazione che determina un po' il tipo che è la foglia di tè. Al palato evidenzia la sua eleganza, vivace, sapido, asciutto, con una sensazione finale che trasferisce al retrogusto proprio queste caratteristiche dei frutti di bosco. Io direi di accompagnarlo con dei paccheri alle melanzane o perlomeno anche con delle tagliate di tonno all'aceto balsamico. La storia del vino da una realtà che ha fatto la storia vitivinicola del territorio del Piave. La cantina produttori Campo di Pietra presenta il convegno Bacco e dintorni, il percorso del vino dall'Oriente all'Occidente, dai Sumeri agli Egizi, ai Greci e ai Romani. Una serata in compagnia di autorevoli ospiti per raccontare antiche usanze legate alla coltivazione della vite e alla produzione del vino. Un viaggio nel passato attraverso riproduzioni di tecnologie d'epoca, rievocazioni artistiche, letture di poesie ed esibizioni musicali. Il tutto per restituire agli spettatori la magia del vino, quella stessa magia che Cantina Campo di Pietra da 50 anni conserva nei suoi prodotti. Prodotti saliti alla ribalta dei mercati esteri e recentemente dell'ultimo Vinitaly. Il direttore Passador ce ne fornisce una breve carrellata. Abbiamo il Prosecco che in questo momento è il prodotto leader del nostro territorio, adesso abbiniamo il Pinot Grigio, lo Chardonnay e tra i vini rossi sicuramente il Cabernet e il Merlot. Una realtà di 500 soci e poco più di 1000 ettari di vigneto. La cantina Campo di Pietra è cresciuta nel tempo grazie al lavoro di squadra, alla cooperazione e alla capacità di creare sinergie, afferma il presidente Ircano De Lucca. Fare squadra è importante in questo momento qua per sfondare, specialmente per quanto riguarda l'estero. La commercializzazione estera costa. Se sei forte hai possibilità, se hai bilanci importanti riesci anche a far fronte all'estero, altrimenti se sei la piccola azienda hai problemi grossi. Le sfide ambientali fanno parte dell'evoluzione della società odierna. Per questo siamo andati a Bonisiolo per verificare lo stato dell'arte del progetto Riduca Reflui di Veneto Agricoltura. Poi saliremo in località Fener, dove il Consorzio Piave ha da qualche giorno inaugurato una centrale idroelettrica alla presenza del presidente di Regione Veneto. Seconda giornata in campo per Riduca Reflui, il progetto di Veneto Agricoltura mirato alla gestione del refluo zootecnico. Presso l'azienda dimostrativa Diana di Bonisiolo hanno sfilato le macchine agricole più all'avanguardia per la distribuzione dei reflui e la separazione di materiali solidi e liquidi. Federico Correale ci spiega l'importanza di questa tecnologia. Queste sono macchine che consentono di massimizzare l'aspetto agronomico, quindi del riutilizzo del nutriente, minimizzando però le perdite in falda da una parte e nell'ambiente dall'altra e anche minimizzando alcuni fattori come quelli degli odori eccetera che oggi rivestono una notevole importanza anche presso l'opinione pubblica.
Con questa giornata Veneto Agricoltura ha voluto presentare agli imprenditori agricoli un paniere di soluzioni innovative, soluzioni che, nel rispetto dell'ambiente, garantiscono risorse e reddito. Questo in proposito il commento di Luigi Sartori. Sono importanti queste giornate dimostrative, ma anche tutta la divulgazione che fa la Regione Veneto Agricoltura per far capire e utilizzare al meglio queste macchine che sono effettivamente costose, ma se vengono utilizzate bene portano grandi vantaggi. Da Veneto Agricoltura e Regione Veneto una risposta concreta alla direttiva nitrati dopo il recente accordo in conferenza Stato-Regioni. Secondo l'amministratore unico Paolo Pizzolato, il progetto Riduca Reflui rappresenta il modello vincente del Veneto per agevolare i nostri allevatori al rispetto della direttiva europea. La professionalità dei nostri agricoltori, la professionalità della nostra gente, la professionalità della Regione Veneto che sta cercando di dimostrare tutto il suo impegno per il mondo dell'agricoltura, cercando di fare in maniera di rispettare tante direttive che l'Europa ci impone, tante direttive non dimentichiamo che tanti paesi europei certe volte non rispettano. Con molto orgoglio possiamo dire che la nazione Italia, ma anche la Regione Veneto, è una di quelle che impone queste direttive proprio perché è la prima a rispettare ciò che ci viene dato dall'Europa. Un'altra grande opera per la nostra regione, un altro successo del sistema Veneto e del Consorzio Bonifica Piave. La nuova centrale idroelettrica di Fener, nel comune di Alano di Piave, garantisce una consistente fornitura di energia assolutamente pulita alle utenze del Trevigiano. Sentiamo il presidente del Consorzio di Bonifica Piave, Giuseppe Romano. Un'opera che nasce da un po' distante, ma che come ha detto il governatore Zaia è stata lungimirante sia per i tempi e sia per quello che sta succedendo oggi. Oggi questa questione del nucleare sta veramente imperversando. Noi abbiamo visto distante e questo è il primo passo che facciamo come Consorzio di Bonifica Piave verso quell'energia rinnovabile, quell'opportunità che si chiama acqua, che ha molte sfaccettature. Una sfaccettatura è l'utilizzo dell'acqua come possibilità di produrre energia elettrica naturale, rinnovabile e che dà comunque un beneficio all'intera comunità del Trevigiano. Presente all'inaugurazione il governatore della Regione Veneto Luca Zaia, da sempre grande sostenitore dell'energia rinnovabile. Ai nostri microfoni sottolinea questo aspetto. Sono venuto qui proprio per questo, a dimostrazione che si può produrre energia senza pensare alle centrali nucleari. Io spero che da questa sede parta ancora ulteriormente questo mio no al nucleare, visto considerato che penso che il futuro, agevolato anche dalla ricerca delle nuove tecnologie, ci permetterà di avere delle case autosufficienti sotto il profilo energetico. Un'opera importante che enfatizza il ruolo fondamentale del Consorzio di Bonifica Piave nella creazione di centrali che sfruttano l'acqua per ottenere energia. La parola al presidente Giuseppe Romano. Quando si parla di consorzi di bonifica si pensa esclusivamente alla bonifica in senso, purtroppo come abbiamo visto qualche mese fa, alluvioni, quindi regimazioni delle acque, oppure si pensa come irrigazione e quant'altro. Questa, ripeto, è la terza faccia della stessa medaglia, un'opportunità che ha l'acqua per creare risorsa, per dare risposte anche economiche allo stesso problema che è quello della sicurezza del territorio, del nostro territorio, perché ha necessità di molte risorse.